Sindaco, il palazzetto fa parte di un complesso prestigioso, parliamo della piscina, anche nella piscina ci sono dei problemi, molte persone si chiedono quando sarà riaperta. Ma questo in effetti è un problema grosso. Perché grosso? Perché la piscina comunale costa a ciascuno di noi, quindi a tutti assieme ai cittadini di Favara, circa 300.000 euro l'anno. Incassiamo per le attività che svolgiamo appena 35.000 euro, poco meno, poco più del 10%. E tuttavia ci rendiamo conto che si tratta di un servizio sociale che il Comune non può non tenere nella giusta considerazione, ma dobbiamo fare quadrare i conti del Comune anche per tutti gli altri aspetti. Uno dei motivi, per esempio, per cui non siamo riusciti ancora a portare il bilancio di previsione 2012 in Consiglio è legato non soltanto agli aspetti della normativa nazionale, ai decreti legge che ha fatto il governo Monti, ma anche perché non riusciamo a fare quadrare i conti, perché le uscite sono maggiori delle entrate e quindi bisogna vedere dove tagliare. È chiaro tuttavia che noi non vogliamo che la piscina faccia la stessa fine di questo palazzetto, che resti chiuso, per cui ci adopereremo per intanto di mantenerla aperta fino alla fine dell'anno e poi attraverso un progetto ambizioso che abbiamo in testa, che è quello di affidare questa struttura in un rapporto pubblico-privato, speriamo che il Palazzetto dello Sport, la piscina comunale, ma anche tutto lo spazio antistante il Palazzetto dello Sport possa essere utilizzato nel migliore dei modi possibile, in maniera tale che diventi se non voglio dire, vantaggioso sul piano delle entrate e delle finanze, quantomeno possa coprire le spese più importanti ed essenziali. Speriamo di andare a pareggio, ci sono già buone condizioni perché abbiamo trovato un partner che ci ha aiutato nell'apertura di questo palazzetto dello sport e speriamo di rafforzare anche questo rapporto con questi privati e con la cooperativa Sestante in maniera particolare, che ringrazio pubblicamente per l'impegno che ha profuso in questa occasione, e poi avviare, diciamo, il grande salto in avanti con un palazzetto dello sport e la piscina ovviamente che dal 1° gennaio al 31 dicembre possano restare sempre aperti.